Al primo quartiere. Siamo qua con il professore Giuseppe Restifo, giusto? Professore Restifo, che insegna storia all'Università di Messina, è candidato con la lista di Renata Corinti al quarto quartiere e al primo quartiere. Sì, e dicevo appunto ad amici che tengo molto a questa candidatura al primo quartiere, perché nel primo quartiere si può portare avanti un discorso molto interessante, partendo proprio dal radicamento nel territorio di questo quartiere. Si può mettere insieme la scuola agraria del monastero di San Placido Calonerò, il Burgensatico di Pezzolo, che è un appezzamento di 200 ettari di proprietà del comune, oggi in stato di abbandono totale, e la sperimentazione di coltivazioni biologiche. Si tratta di risorse molto importanti che finora o non sono state tenute in nessuna considerazione, anche per via del fatto che in genere, diciamo, da Palazzo Zanca si guarda verso la zona sud con una certa aria, come si può dire, pensando che si tratta di roba marginale, no? Dei margini. E poi appunto c'è una cosa estremamente pregevole, un bene culturale bellissimo che è il monastero di San Placido, un monastero benedettino del 300, un monastero in cui dormì l'imperatore Carlo V nel 1535, prima di percorrere la strada del Bromo che attraversava tutti i villaggi da Tremestieri fino a Messina, prima di fare appunto il suo ingresso a Messina. Questo monastero è stato restaurato di recente e il monastero ospita l'istituto agrario Cuppari. L'istituto agrario ovviamente anche questo non è stato tenuto negli anni scorsi in grande considerazione, perché ancora una volta si pensa che una città grande, una città marittima come Messina, insomma, il legame con la terra ce l'abbia così molto relativamente. Invece il legame con la terra è fondamentale. Da questo istituto sono uscite generazioni di periti agrari che però poi non hanno potuto sperimentarsi sul territorio direttamente, e l'occasione viene data proprio dal villaggio che è accanto al monastero di San Placido, che è il villaggio di Pezzolo, dove, ripeto, c'è questo terreno di proprietà del comune di 200 ettari che giace, come dicevo appunto, nel più completo abbandono. L'altra sera a Pezzolo ho avuto modo di discutere un po' con alcuni anziani del paese, i quali si ricordavano che in questo luogo, ad esempio, si esercitavano degli usi civici, ad esempio il diritto di pascolo, che era regolamentato e comunque era un terreno aperto, ad accesso aperto, su cui gli abitanti di Pezzolo potevano portare a pascolare le proprie bestie. E così anche altri diritti, come il diritto di legnatico, il diritto di erbatico, cioè tutti quei diritti che risalgono ad antichissime consuetudini, che addirittura discendono dal Medioevo, che attraversano tutta l'età moderna e che poi, arrivate al Novecento, sono state combattute, diciamo, in tutti i modi possibili e immaginabili, sempre nell'ottica della privatizzazione. Ecco, da questo punto di vista, nella lista di Renata Corinti invece il terreno è fertilissimo, perché è la lista che prevede di fare un assessorato ai beni comuni e all'autogestione. Vediamo allora come si combinano tutte queste cose, no? La risorsa territoriale, la risorsa delle conoscenze agrarie, la spinta verso l'agricoltura biologica e il fatto che dentro l'istituzione comunale ci sarà un assessorato appunto ai beni comuni. Questo, diciamo, mi rende felice, ecco, mi rende felice perché per una volta questi sciamannati, diciamo, che siamo stati negli anni scorsi, che facevamo battaglie molto ideologiche eccetera, invece ci applichiamo a cose molto concrete, e non solo in direzione
della creazione di lavoro, cosa molto importante, ma anche per la ripresa di usi, di consuetudini e di appunto ripresa dei beni comuni che sono scritti nella nostra storia. Allora, Quindi, primo quartiere. Quindi siamo nel primo quartiere che sarebbe Da Giampilieri a Tremestieri, mentre nel quarto quartiere siamo nel quartiere centrale della città, che va da Viale Europa a Viale Giostra. dove ci sono Palazzo Zanca, l'elementare Don Maseo, Montepiselli, Gravitelli, Luigi Boere, Scuola Media Galatti, Mazzini, Pascolo e Cristo Re. Grazie professore, buona serata. Grazie.